Un groviglio di telefonate, procedure e protocolli diversi a seconda degli enti e attuati in ritardo. Continue richieste di fornire la posizione. Mi mandi la posizione, signora. Equivoco tra intervento tecnico e sanitario, moduli e schede, autorizzazioni. Gli elicotteri che partono tardi e arrivano quando Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar sono stati già inghiottiti dal natisone. Il quadro che emerge dalla ricostruzione in aula fatta dal primo test della Procura, il luogotenente del nucleo investigativo dei Carabinieri di Udine, Mario Liardo, è di confusione e in certi casi scarsa lucidità e freddezza da parte degli operatori nell'assumere decisioni in quei 41 minuti dalla prima richiesta di aiuto alle 13:29 all'evoluzione dell'emergenza finita in tragedia alle 14:10. La conclusione, secondo gli investigatori, è che se attuati in tempo i protocolli, i 3 ragazzi si sarebbero potuti salvare. La prima vera udienza del processo nei confronti dei 3 vigili del fuoco, Andrea Lavi, Enrico Signore e Luca Mauro, e dell'infermiere della Sores Michele Nonino, che gestirono i soccorsi il 31 maggio del 2024 e sono accusati di omicidio colposo plurimo, è stata interamente dedicata alla deposizione di questo test. Liardo ha accompagnato la ricostruzione mostrando una serie di slide alternate all'audio delle telefonate intercorse tra Patrizia Cormos e i vigili del fuoco, passando per il 112 e tra i soccorritori, i passanti che davano l'allarme. Ci sono 3 ragazzi bloccati nel Greto del Fiume, Ponte Romano di Tre Mariacco. Serve anche un elicottero, qualcosa. Ok, signore, signore. Drammatica la telefonata in cui la ragazza viene messa in attesa e vi rimane per circa 7 minuti, mentre in sottofondo si sentono urla, pianti e richieste di aiuto in lingua tedesca da parte di Molnar. Ma comunque ci mandi intanto la posizione e arriviamo, va bene? Aspetti solo che non la trovo su WhatsApp. Sì, allora adesso cercate di tenere duro e noi stiamo arrivando, va bene? Ciao. L'udienza si è chiusa con il controesame del test da parte degli avvocati difensori. Il giudice Daniele Faneschini Barnaba ha annunciato per il 18 giugno e 16 luglio le prossime udienze.